Buongiorno a tutti. Sentite, sì, prima di iniziare volevo fare una dichiarazione per correttezza. Ieri sul giornale c'era un mio intervento che in definitiva non era solo il mio, ma di tutte le persone che sono tempo che lavoriamo insieme per questa riunione. È stata una dichiarazione fatta dicendo che Duripa avrebbe aumentato le misure delle rette dal 1 gennaio 2025, invece io non ho fatto questa dichiarazione, quindi è stata, si può dire, un di più che ha scritto il giornalista. Ecco, quindi di solito noi cerchiamo di dire la verità, di solito, ecco, non le bugie, quindi mi dispiace, quindi volevo proprio dire che noi cerchiamo di dire quello che succede nel mondo. Grazie. Ecco, inizio con un piccolo intervento per dire una piccola introduzione, cosa abbiamo fatto e cosa intendiamo fare. Noi abbiamo scelto questo giorno, che è la festa della donna, non solo per festeggiarla con le mimose, ma soprattutto per ricordare che per noi rappresenta il fulcro della vita, cioè la vita vera, non solo oggi ma per tutto l'anno. E poi sono soprattutto le donne, credo, a seguire gli anziani con tanto amore e con tanta buona volontà. Quindi noi tutti presenti diamo auguri alle signore qui presenti e speriamo che continuiamo a combattere per loro, noi uomini. In pochi giorni noi abbiamo raccolto 1780 firme e presentato la petizione sulle RSA per la tutela dei diritti degli anziani che vi sono ospitati. Il nostro motto, l'abbiamo messo nella petizione, è informazione, solidarietà, mobilitazione. La petizione è rivolta al Consiglio Comunale di Venezia ed è stata presentata il 12 febbraio e secondo il regolamento comunale dovrebbe entro il 14 marzo discuterla in commissione. Però, siccome la burocrazia e tutti dopo vi sono varie persone che interpretano in maniera diversa, noi non abbiamo ancora ricevuto a tutt'oggi la conferma dell'accettazione della petizione dagli uffici competenti, quindi qualcuno dice che a decorrenza di un mese decorre dal momento che gli uffici dicono che va bene la petizione, ecco, quindi siamo in burocrazia, però noi continuiamo a battersi e cerchiamo. Io già ho parlato con il presidente del presidente della commissione, che sta aspettando che arriva dagli uffici burocratici del comune l'ok. Ecco, oggi noi siamo arrivati qui grazie alle richieste, alle pressioni, alla volontà dei familiari, dei volontari delle varie e tante associazioni che non accettano più l'attuale gestione amministrativa, burocratica e soprattutto economica, la misura e il calcolo delle rette che vengono effettuate. Gli anziani disabili non autosufficienti ricoverati debbono essere, secondo noi, considerati come persone con la loro dignità umana. Dobbiamo fornire terapie e somministrare farmaci, hanno diritto ad essere assistiti da personale qualificato. Il numero di medici, infermieri, operatori sociosanitari in servizio dovrebbe, però è meglio dire deve, essere quello previsto dall'autorizzazione e dall'accreditamento delle strutture. Questo nostro incontro non è un punto di arrivo, ma un momento di riflessione da cui ripartire tutti insieme in grande stile e velocità. Secondo me sono pronte le associazioni, comitati di familiari, volontari e tutti gli altri di buona volontà a operare insieme. Io penso e propongo proprio in questa sede un comitato unitario che possa contrapporsi all'Uripa e ad altre associazioni di datori di lavoro del settore anziani, RSA e strutture simili. La libertà non è arbitrio, nessuno si salva da solo. Solo uniti in questa grande operazione in senso lato profondamente culturale riusciremo ad avere una società civile ed umanitaria. Rendiamo viva la vita di tutti e siamo sempre presenti e vigili. Diventiamo veramente prossimi a chi ha bisogno, per primi gli anziani. Ringrazio tutti voi presenti, tutti coloro che hanno firmato la petizione e tutti coloro che uniti hanno operato e continueranno a operare per questa grande causa giusta e umanitaria. Non dobbiamo avere paura della vita, ma con coraggio dobbiamo perseverare, così diceva il grande Leonardo, per indicare le soluzioni possibili. Ecco, io vi ringrazio tutti e quindi passo adesso la parola ai due relatori. Grazie dell'intervento di tutti.
relatori sono Tommaso Todesca e Salvatore Riarde. Per primo parlerà Tommaso Todesca, che fa parte della Codacons Veneto del reparto proprio anziani. Parlerà sul tema i diritti degli anziani e dei familiari, riduzioni delle rette, emendamento in Senato. Ecco, siccome ho portato anche una sveglietta perché ho visto che va bene l'orario, su per giù i due relatori hanno tempo circa un quarto d'ora di parlare, poi dopo loro due parleranno anche, oltre che parleranno, già chiesto la parola alcune persone che sono qualificate per la materia, poi è aperto il dibattito per tutti. Io do la parola a Tommaso Todesca e ringrazio anche per tutta l'attività che ha fatto in questo periodo per la difesa degli anziani. Grazie e prego. Grazie a te Nicola e buongiorno, benvenuti a tutti. Allora, diamoci questo tempo per concentrare gli interventi, però è previsto anche un spazio di dibattito alla fine, per cui io mi iscrivo anche in fondo poi alla clessidra per essere disponibile agli approfondimenti, perché in questo spazio cercheremo di dare le indicazioni principali, sintetiche, ma sono tutti argomenti che poi vanno approfonditi o di persona o con ulteriori approfondimenti e incontri. È da mesi, da anni che come Codacons mi sto occupando, prima ero associato per necessità e per affiliazione personale, poi via via mi sono impegnato nelle battaglie di civiltà che questa associazione sta portando avanti e mi sono concentrato su quella che riguardava principalmente la mia famiglia, accompagnando mia mamma nel suo percorso, nel suo declino di malattia e di ricovero, di assistenza in casa di riposo, quelle che oggi si chiamano RSA, e sono stato nominato referente per l'area anziani del Codacons. Anticipo che c'è proprio uno spazio dedicato a questo tema che in questo momento è anche tra i più importanti dell'associazione veneta, per cui offro anche l'opportunità non solo di iscriversi ma anche di ricevere quello che abbiamo conquistato in questo periodo di argomenti su cui approfondire. Chi ha l'anziano in casa di riposo possa attingere a queste informazioni, sono dei diritti fondamentali che al 90% sono stati tenuti nascosti o addirittura contrastati dalle amministrazioni, perfino dagli assistenti sociali che poi ci hanno confidato che li conoscono, ma si trattengono o hanno la disposizione di non dirlo troppo alla gente, perché se no ci sono degli elementi a vantaggio e di diritto delle persone che avrebbero un impatto sia economico ma anche sociale, sanitario importantissimi, e di fronte ai costi che l'amministrazione potrebbe avere si trascurano però dei diritti fondamentali anche per la stessa sopravvivenza degli anziani e delle famiglie. Dico sopravvivenza in senso lato, perché ci sono alcune famiglie che stanno dilapidando i risparmi, rinunciando a quel poco di risparmio che può aver raccolto la persona durante la vita, e vanno tutti pensando che non ci siano alternative per le rette in questo caso. Ha fatto bene il dottor Funari a precisare che a volte i giornali sbagliano nel riportare le notizie. Va detto che proprio l'IPAV è il gruppo di case di riposo che risiedono a Venezia, tra Venezia e Mestre, comune di Venezia, è stato uno tra i pochi che ha bloccato gli aumenti, li aveva annunciati. E questo fatto di aver raccolto tutte queste firme in breve tempo, io sono sicuro che è stato anche un messaggio esplicito, un deterrente che ha fatto sì che questo gruppo abbia immediatamente adottato una politica anche di ascolto del sollevamento popolare che sta avvenendo. Purtroppo, vado veloce, purtroppo la fascia degli anziani, con tutti i problemi che una famiglia ha già di sopravvivenza sul lavoro e su tutte le altre necessità e difficoltà della vita quotidiana, è uno dei settori più trascurati, perché anche all'interno di una famiglia si rischia sempre di trascurare i bisogni dell'anziano che resta solo, quando non può più gestirsi a casa si trova la casa di riposo, ma vi assicuro che per un 10% di familiari che sono assidui, che sono
saltuariamente anche presenti nelle strutture, una grande parte di anziani non ha nessuno al mondo che li segue o poco, non solo per negligenze, a volte proprio per impossibilità delle singole realtà familiari. Ecco che interviene preponderantemente il servizio pubblico, che deve essere all'altezza di questa, e ormai chiamiamo pure emergenza sociale, perché non è più una fascia circoscritta a una piccola percentuale di popolazione, ma si sta ingigantendo velocemente. Ecco, tutti noi abbiamo già presenti una media di età avanzata, diciamo così, e tutti noi, molti di noi che hanno già un'età avanzata, abbiamo ancora i genitori o un parente che necessita di essere assistito in casa di riposo. Allora, non solo colgo questo dalla presentazione che ci hai fatto, anche il fatto di creare una confederazione, un'unità di tutti i movimenti che si sono autonomamente, indipendentemente sollevati di fronte a queste problematiche, che oggi ci siamo incontrati nel cammino, siamo riconosciuti con lo stesso impegno sulle stesse tematiche, ed è molto interessante proporre una confederazione, una unitarietà di movimento, di intenzioni, per contrastare, dicevi, l'associazione che esiste di tutti i dirigenti che si trovano spesso tra di loro e anche con la regione, con le istituzioni principali, no? Ma spesso in assenza assoluta della rappresentanza dei familiari, che a volte è sopperita dalla presenza dei sindacati, ma non sempre neanche i sindacati sono all'altezza, ci siamo accorti, li stiamo chiamando a supporto delle nostre azioni, non sempre sono informati e presenti a questa emergenza, per cui abbiamo chiesto e ottenuto a breve un confronto con l'Uripa, con la Regione, per ottenere quello che è previsto dalle norme, che la rappresentanza degli utenti, dei familiari, sia presente nei tavoli di concertazione, di decisione che riguarda i nostri cari e noi stessi e gli anziani, che è fondamentale, altrimenti ecco che dobbiamo porci in contrasto con queste figure e abbiamo degli elementi per contrastare, ma il mio invito è quello, e lo abbiamo anche ribadito nei prossimi contatti con Uripa, che avremo piacere di averli a fianco, non in contrasto, perché poi insieme bisogna affrontare le forze governative, regionali, statali. Perché? Perché il welfare che riguarda la terza, quarta età e le problematiche anche degli ammalati, non solo gli anziani, perché nelle RSA troviamo anche persone che sono in giovane età necessitarie di assistenza continua e totale, purtroppo, ma ci accomuna, ecco, per cui il messaggio che stiamo dando non è solo principalmente come percentuale per gli anziani, ma per tutti coloro, noi stessi, che ci trovassimo in condizione di aver bisogno di questo tipo di servizio. Se lo concordiamo, ha più forza un'azione congiunta, per cui anche le case di riposo lamentano che non hanno i fondi necessari, eccetera, ma se lo fanno autonomamente per far quadrare i loro bilanci senza calcolare anche il bilancio delle singole famiglie, manca un tassello. Oggi siamo qua principalmente per recuperare questo gap che riguarda la popolazione, i cittadini, le famiglie, che siamo noi. Quindi vado alla fine, che poi se mi avanzano dei minuti approfondiamo, ma lascio subito queste informazioni, sia che il Codacons, proprio per rafforzare la forza del gruppo, offre l'adesione all'associazione a un prezzo simbolico, che è formalmente necessario a livello giuridico per iscriversi a un'associazione, di 2 euro all'anno. Molti di voi lo sanno già, ma va ribadito, perché si cerca di non pesare minimamente su una situazione che già soffre a livello economico. Ecco, anziché la quota ufficiale dei 60 euro annui, per la fascia degli anziani abbiamo fissato a 2, si può iscrivere sia i familiari che gli anziani stessi, e abbiamo messo in elenco subito una serie di informazioni che poi potete ritirare qua. Ne ho un certo numero, se mancano si può fare la foto, comunque le metteremo anche a disposizione dopo la nostra conferenza,
dove subito verificare e intervenire sui punti che, vi dicevo prima, a volte sono del tutto sconosciuti al pubblico. Faccio l'esempio più eclatante, ma se ne sente ormai parlare perché è balzato anche agli onori della cronaca e dei servizi televisivi. Il malato non solo di Alzheimer, ma rappresenta, diciamo, quello che sono malattie degenerative, invalidanti e senza recupero, non è da meno, non va curato meno che qualsiasi altra malattia. Quindi in questo caso il ricovero in casa di riposo prevede la totale esenzione del costo di mantenimento, cosa che noi ci arrabattiamo per ridurre di 100 euro, 200, i 2000 o 3000 euro che costa la mensilità in una casa di riposo, e tanti non sanno che c'è un iter da seguire. Ecco che questo va affrontato a monte, perché non dovrebbe essere dover affrontare una causa per poi recuperare questo diritto. All'ingresso bisognerebbe capire qual è la soglia oltre la quale uno va curato, come quando andiamo all'ospedale perché abbiamo un infortunio o una malattia da curare. Non è che ci curano, però dobbiamo pagare il vitto, l'alloggio e il riscaldamento dell'ospedale. La Costituzione italiana prevede che le malattie vadano curate per tutti indifferentemente, gratuitamente, a spese del Servizio Sanitario Nazionale. L'altro caso eclatante, molto sintetico, e tutti sono riportati nel nostro vademecum, è il pagamento secondo le risorse della persona, dell'anziano, e qua ogni comune si inventa delle regole per poi fornire qualche aiuto a seconda delle proprietà, a seconda del reddito dei parenti, eccetera. No, c'è una regola e una legge che stiamo difendendo, che sta già venendo applicata, ma che non ci dicono, non si sa, che si basa sulle esclusive risorse economiche della persona, che spesso l'anziano sono molto basse, con pensioni a volte minime, dove già si conteggia un coefficiente di apporto delle risorse anche familiari, ma solo dell'eventuale coniuge e degli eventuali figli diretti, quindi non marito e moglie dei figli, cosa che riduce di molto il campo di intervento della stima economica, e in ogni caso molto contenuta. Anche la proprietà della prima casa interviene nell'ISEE, ma molto contenuta, per cui la parola d'ordine per tutte le persone ricoverate in casa di riposo è fare l'ISEE residenziale, che è diversa da quella ordinaria, che proprio stabilisce qual è il grado di supportare la spesa dell'anziano. Trovato quel valore, va diviso per 12, anzi va anche tolto una quota di necessità, perché uno deve avere anche qualche risorsa per comprarsi qualche vestito, qualcosa, può anche uscire, non è che uno è un altro argomento, sto per dire, non è prigioniero in una casa di riposo, anche se merita una trattazione, la condizione del ricovero in casa di riposo, che va detto a livello giuridico viene equiparata, viene affidato anche a un garante, perché viene equiparata alle persone a cui è stata tolta la libertà. Ecco perché sappiamo, o per l'infermità o per l'età, che l'anziano da una casa di riposo non può andarsene liberamente, e comunque intervengono tanti di quei fattori che bisogna aumentare lo scrupolo delle tutele. Mi spiego, quindi va sempre coinvolto anche quando ha un amministratore di sostegno per le decisioni che lo riguardano, anche simbolicamente deve essere presente, in qualche modo gli va comunicato, va coinvolto, capite questo aspetto che portata a livello etico? Ecco, in ogni caso, se c'è il familiare che si occupa dell'anziano, consigliamo di verificare l'ISEE, cosiddetto ristretto residenziale, della persona, perché in base a quello poi è tenuto a versare, a partecipare al costo della retta. La retta può costare 2.000 euro al mese, ma se il suo ISEE stabilisce che può arrivare fino a 1.200, quelli dovrà pagare 800 mancanti, grazie. Gli 800 mancanti non deve rimetterci la casa di riposo, ma deve intervenire il comune, l'ultimo comune di residenza, cioè il comune dell'ultima residenza, ecco, non dove è la casa di riposo, ma da dove arriva l'ospite.
Quindi, visto che ha suonato il campanello, io mi avvio alla conclusione, prendo ancora un minuto, per dire che mettiamo a disposizione questo vademecum, che alla fine degli interventi resto personalmente disponibile insieme per dare delucidazioni sui vari punti. La parola d'ordine è anche quella di costituire i comitati familiari all'interno delle strutture, perché in teoria sono dovuti, la norma prevede l'elezione dei rappresentanti, è un'attività, non basta simbolicamente mettere là qualcuno, perché c'è il problema della soggezione con cui anche ci si trova una volta entrati in casa di riposo, sia l'anziano, che facilmente è come intimidibile, se si può dire, ecco, e di conseguenza anche il familiare, sebbene ci sia anche chi ha verve e volontà di difendere gli anziani, si trova spesso e volentieri in situazioni imbarazzanti, per cui deve anche misurare la sua facoltà di difendere le sue ragioni e di intervenire. Ecco perché le associazioni e il gruppo protegge anche la singola situazione. Questo è un invito che faccio vivamente a tutti i presenti, che in proporzione alla portata della problematica siamo pochi, siamo pochissimi, ma tutti abbiamo come il compito poi di fare passaparola, di trasmettere alcune informazioni che stiamo condividendo adesso, perché è l'unico modo per scardinare tutto un sistema che sta opprimendo, sta arrivando proprio a una pesante situazione pratica. Adesso abbiamo parlato, è davvero l'ultima frase, adesso abbiamo parlato del contesto amministrativo, economico, ma un'emergenza straordinaria è la condizione che vive l'anziano in una casa di riposo oggi, con tutto che ci sono tecnologie, strutture, possibilità, e non sempre messe in pratica, ecco, di ottimizzazione tecnologica, anche di cura dell'ambiente, ma la persona resta sempre in balia di una situazione che a volte, o per scarsità del personale, per velocità degli interventi che devono essere svolti, che mettono in difficoltà anche gli operatori, quindi noi non siamo contro gli operatori, succedono le cose gravissime, i maltrattamenti, bastano pochi che rovinano il lavoro anche serio e coscienzioso degli altri, non possiamo transigere comunque per questo, dobbiamo anche lì trovare gli operatori come i nostri alleati. C'è una discussione in corso di come controllare, ma soprattutto prevenire gli incidenti, chiamiamoli così, e una è quella di applicare le telecamere, perché c'è anche in ambienti di difficoltà per i bambini o a rischio, per cui il soggetto non è in grado di difendersi e di riferire, di essere creduto, di essere, come dire, e neanche lui di ricordarsi probabilmente, si trova un ematoma, non si sa come sia avvenuto, ecco. Un elemento potrebbe essere quello di registrare tutto, non esporre al problema della privacy, perché resta tutto segretato, ma il giorno che capita una denuncia o un evento negativo si può verificare, altrimenti, e dopo passo la parola eventualmente, o subito o dopo, eventualmente perché il fatto che purtroppo anche sul nostro territorio stanno emergendo casi comprovati di maltrattamento, perché sotto denuncia poi la procura piazza queste telecamere di nascosto, mentre metterle a priori tutti si comportano meglio spontaneamente, diciamo così, metterla per verificarlo, passa un mese o due di verifica, vuol dire che quello è un fallimento, cioè a posteriori si denuncia, si condanna, si verifica la cosa, ma si è sopportato per mesi, si è dovuto aspettare che la cosa venisse perpetrata. Dobbiamo sviluppare dei sistemi che possa invece prevenire. Il fatto di partecipare e di essere più presenti, anche pochi familiari, ma assiduamente nelle case di riposo, è un altro deterrente, perché con una telecamera anche gli occhi, la coscienza di chi ci vive. Quindi un altro punto è quello che chiediamo che vengano aboliti tutte le limitazioni di orario degli accessi alle strutture, a salvo la notte che la gente dorme, ma in casi anche quello può essere derogato, perché io personalmente l'ho ottenuto e ho assistito mia mamma anche nella notte, per cui abbiamo un panorama molto vasto davanti a noi. Lascio la parola ai prossimi interventi, proprio perché l'argomento è
importante e vasto. C'è una No, richiesta guardi, forse solo al 2 volo? secondi, Certo. sono un medico legale. Il problema della privacy è superato dal fatto che c'è una norma di trasmissione di segreto in ambito sanitario, medico ed infermieristico ed assistenziale. Quindi la norma della trasmissione di segreto supera la privacy della telecamera. Si può Solo fare. questo. No, sì. molto interessante, Solo ha piacere questo. di restare in contatto. Sì, con sì, la sua volentieri. professione. Io ringrazio e diamo anche un battimano a perché non è facile per i volontari fare tante cose e dedicarsi anche senza schei a queste cose, quindi ringraziamo tanto Tommaso. Mi ha fatto, prima di dare la parola a Salvatore Dea, che tutti quanti noi conosciamo e lo ringraziamo perché è un grosso difensore civico della sanità pubblica veneziana, che parlerà alcune pillole per la tutela degli ospiti nelle RSA. Mi ha fatto ricordare Tommaso una dichiarazione che ha fatto tanto tempo fa, così ridiamo anche, della sudditanza psicologica. Un grosso commissario che era veneziano, era anche un professore, non mi ricordo il cognome, era un professore veneziano ai miei tempi, quindi parlo di alcuni anni fa, diceva che gli arbitri hanno una sudditanza psicologica nei confronti della Juventus, allora, quando era grande la Juventus. Quindi anche i genitori hanno una sudditanza psicologica nei confronti delle case di riposo, hanno paura di dire quello che pensano, perché hanno paura che dopo i dirigenti vanno contro i poveri malati. Ecco, io ringrazio di nuovo Tommaso e parlo la parola a Salvatore. Possiamo andare avanti. Allora, ho preparato delle slide perché, come diceva Nicola, il tema dell'assistenza sociosanitaria, assistenziale e sanitaria verso gli anziani ospitati nell'RSA è abbastanza vasto. Io penso che uno dei temi su cui poter mobilitare le persone sia quello che attiene ai diritti degli ospiti all'interno delle strutture. E guardate che è un tema particolarmente difficile, perché proprio internati all'interno di 4 mura è difficile far emergere all'esterno le varie criticità. Ci siamo mobilitati a partire dall'estate scorsa, quando alcuni familiari disperati si sono rivolti a noi per denunciare problematiche molto serie all'interno di alcune strutture. Abbiamo iniziato con il Carlo Steb, con lo Stella Maris, siamo andati in regione e, non avendo accumulato una cultura per quanto riguarda le istituzioni che dovrebbero tutelare i diritti degli ospiti, abbiamo invitato alcuni consiglieri regionali a far visite in queste 2 strutture. Poi con il tempo, con la ricerca, con lo studio, abbiamo capito che ci sono più istituzioni che dovrebbero, perché non lo fanno, che dovrebbero monitorare l'efficienza, la capacità dell'assistenza sanitaria e assistenziale all'interno delle strutture. E ci siamo inventati un primo momento di costruire questa petizione con un titolo fondamentale che raccoglie 3 temi enormi: la dignità di cura per gli anziani e i disabili non autosufficienti, il problema delle rette. Tommaso è stato molto esplicito per capire che anche qui c'è un problema grande quanto una casa, e poi la questione
della impegnativa di residenzialità. L'impegnativa di residenzialità è la quota sanitaria che la Regione mette per l'ospite all'interno della RSA. Quindi la quota sanitaria è pagata dalla Regione, si chiama impegnativa di residenzialità, e poi c'è la quota alberghiera pagata dall'ospite, se l'ospite ha le possibilità. Se l'ospite non ha le possibilità, interviene il comune. Poi permettetemi piccola riflessione parlando di finanza, di economia, di soldi. Tutti si lamentano delle scarse risorse, soprattutto anche in sanità pubblica, e però in tempi di guerra, dove i media ci stanno bombardando, però riescono a trovare gli 800 miliardi per il riarmo. Sorvolo per non superare i 15 minuti. Quindi la petizione è rivolta al Consiglio Comunale, come diceva Nicola, entro 30 giorni la commissione, la terza commissione, ci deve chiamare, perché dobbiamo spiegare loro il perché della petizione, i contenuti che ci hanno permesso di fare quella petizione, e c'è il massimo, Nicola, entro il 15 marzo ci devono chiamare, altrimenti siamo davanti ad una ennesima scorrettezza, non verso di noi, ma verso quelle persone che hanno firmato la petizione. Tra l'altro una riflessione sulla petizione va fatta. Noi abbiamo raccolto 1780 firme in pochissimo tempo. La gente veniva volontariamente, anche sotto la pioggia, a firmare, perché forse come noi hanno capito che il problema della crisi demografica e dell'invecchiamento riguarda tutti. Non è un caso, soprattutto a Venezia, come l'abbiamo spiegato sulla battaglia del medico di medicina generale a Castello, che a Venezia 1 su 3 ha superato i 65 anni e il 40% di questi è famiglia mononucleare, vive da solo, e purtroppo ad oggi non abbiamo uno straccio di progetto né per quanto riguarda la residenzialità né per quanto riguarda la domiciliarità. Vedete Piazza Ferretto davanti all'ospedale civile, in Gran Viale al Lido e davanti al Giustinian. Tommaso giustamente diceva che mentre noi raccoglievamo le firme e quindi c'era sta campagna in atto, l'IPAV, che è una struttura pubblica che comprende più case di riposo, più strutture, a partire dall'antica scuola dei Battuti con l'Ire, il Contarini, eccetera, eccetera, il San Lorenzo, il San Giobbe, eccetera, eccetera. L'IPAV ha circa 830 posti letto, e quindi l'IPAV congela le rette, quindi significa che la mobilitazione paga. Andiamo avanti. Ecco, abbiamo voluto anche costruire questa slide per quanto riguarda la programmazione, perché la programmazione e l'accreditamento dei posti letto all'interno della struttura compete alla Regione, e purtroppo il tasso di copertura delle impegnative di residenzialità, cioè la quota sanitaria che mette la Regione rispetto al fabbisogno, è solo, dicono, del 75%. Noi siamo convinti invece che la quota di quelli che rimangono fuori, che sono in graduatoria,
che sono idonei perché hanno avuto il via libera dalla commissione multidimensionale e quindi sono in lista di attesa, sono molto di più, anche se a dire il vero c'è l'intenzione da parte della regione di aumentare di altre 3.000 unità. Abbiamo fatto pure un po' di conti perché abbiamo la delibera della giunta regionale del dicembre scorso che assegna alle 9 USL, perché poi sono le 9 USL che devono dare le impegnative, devono distribuire le impegnative, e facendo un po' di conti abbiamo capito che la regione copre la quota sanitaria per 29.463 persone non autosufficienti, e rimangono fuori, non lo diciamo noi, ma lo dice Roberto Volpe. Roberto Volpe è il presidente dell'Uripa. L'Uripa è un po' la Confindustria delle RSA. Roberto Volpe dice che sono fuori in graduatoria, in lista di attesa, circa 10, in Regione Veneto, nel territorio regionale, circa 10.000 persone. Abbiamo anche pensato, documentandoci, che ci sono dei fattori che mettono in crisi l'ospite appena all'interno della struttura. C'è una minaccia allo spazio personale dell'individuo. A casa l'ospite poteva fare quello che voleva. All'interno della struttura ovviamente la mobilità è molto ristretta. C'è la rottura dell'attaccamento a un luogo, soprattutto la casa, dove c'erano relazioni familiari, amicali, di vicinato. C'è una socializzazione che non è scelta dall'ospite, ma è una socializzazione forzata. Quindi significa che dovremmo riflettere sulla crisi proprio di esistenza all'interno di queste strutture chiuse da parte dell'ospite. Una riflessione sicuramente va fatta. E poi ci dicono che non siamo più in presenza di delibere di giunta regionale che dicevano che per una struttura, per l'assistenza, per la parte sanitaria occorrevano quelle determinate professionalità. Oggi la regione ci dice che l'ospite va assistito attraverso un principio di minutaggio, 1043 minuti alla settimana per ospite. E però c'è un altro problema grosso, il fatto che tutte le strutture hanno una forte carenza di personale. E allora proviamo ad immaginare se alcune strutture per il 2005 hanno fatto un aumento, immagino Stella Maris, di 5 euro al giorno. Se lo Stella Maris ha un organico completo, significa che l'aumento non è più di 5 euro, ma sarà di 20-30 euro al giorno. Cioè tutte le strutture stanno assistendo con una forte carenza di organico. E però non c'è soltanto l'assistenza sanitaria o medica, c'è anche l'assistenza indiretta che prevede tutta una serie di obblighi. Questi obblighi purtroppo non vengono rispettati, e nel momento in cui il familiare fa l'accordo con la RSA,
rispetto alla carta dei servizi significa, faccio un esempio, che il familiare fa un accordo per un albergo a 4 stelle e invece poi di fatto l'albergo è a 2 stelle. E quindi anche qui dal punto di vista giuridico vertenziale si dovrebbe intervenire. Questo è il calcolo che abbiamo fatto per quanto riguarda l'azienda Usul Trade, il territorio dell'azienda Usul Trade. Significa Venezia, Mestre, la Riviera del Brenta, il Milanese, Chioggia, Cavarzere e Corna. Ci sono in graduatoria 1118 persone non autosufficienti che non entrano nelle strutture. C'è qualcosa che non funziona. Se il DPCM 2017 fa rientrare l'assistenza degli ospiti non autosufficienti nei LEA, perché c'è questo comportamento di lasciare fuori dalle strutture persone che hanno diritto ai LEA, e questi LEA sono evidentemente ben evidenziati. E poi abbiamo capito che l'abbiamo invitato oggi, non so se è in sala, abbiamo invitato anche il garante di Venezia per quanto riguarda i diritti delle persone private e della libertà personale e disabilità. Che io sappia, in questi anni il garante ha svolto prevalentemente un'attività all'interno delle carceri. Invece noi vorremmo invitare il garante di Venezia ad intervenire soprattutto nelle RSA. C'è la questione, ne parlava Tommaso, dell'attività di prevenzione, come succede all'IPAV, robe inspiegabili, incapibili, che ci sono delle ristrettezze per quanto riguarda le visite verso gli ospiti. La questione delle funzioni del garante l'abbiamo tratto, io vi consiglio questo testo, il soggiorno obbligato, costa un po' di soldini, 50 euro, però è un volume scritto a più mani da più docenti che mettono in evidenza i diritti delle persone ristrette. Nello stesso volume, a cura di Luco Fazzi, c'è anche la questione della prevenzione e la gestione del maltrattamento in RSA. Però, caro Tommaso, ne abbiamo discusso ampiamente, io non sarei tanto d'accordo sull'installazione delle telecamere. Sarei più d'accordo invece in un ragionamento da fare con le strutture per quanto riguarda la prevenzione. È ovvio che in carenza di personale gli OSS sono costretti ad un carico di lavoro, ad uno sforzo tremendo, anche di stress, per cui vanno assolutamente educati. Tra l'altro, altro elemento su cui riflettere, non solo la carenza di organico, ma c'è un forte turnover, perché gli infermieri ovviamente tendono ad andare nel pubblico, gli operatori sociosanitari altrettanto, e abbiamo situazioni di lontananza territoriale delle strutture che ovviamente incrementano condizioni particolari di carenza. Poi dovrebbe intervenire l'USL 3, ma l'abbiamo fatta intervenire perché l'USL 3, l'USL 3 ha attivato una delibera in cui si evidenzia la presenza di 2 commissioni, una per il distretto 1 e 2 e la seconda commissione per il distretto 3 e 4.
è una commissione che dovrebbe intervenire nel monitoraggio delle attività della struttura. Altro elemento che non viene, anzi viene sorvolato, il piano di zona, dove il comune, i comuni dovrebbero essere protagonisti della costruzione del piano di zona, e però in tutti questi anni abbiamo visto poca rappresentanza delle istituzioni e forti lamentele da parte degli assistenti sociali, che lamentano giustamente carenza di personale, carenza di professionalità, carenza di finanziamenti. Questo è il punto di riferimento per quanto riguarda la costruzione dei comitati ospiti familiari per ogni struttura. C'è questo regolamento regionale del 2001 che obbliga tutte le strutture ad attivare i comitati, però, come diceva Tommaso, vorremmo che i comitati svolgessero un ruolo da protagonisti e non soltanto la foglia di fico a vantaggio della struttura. Sto per finire. I dettagli su cui intervenire, la delibera di cui vi parlavo, dove hanno nominato il dottor Stanghellin come coordinatore dell'attività di monitoraggio all'interno delle strutture. Poi sono sicuro che Alessandra spiegherà la loro richiesta di comitato. Io penso che dovremmo utilizzare quella vertenza per tutte le strutture. Il che fare? Io penso che abbiamo sicuramente aperto una stagione di vertenzialità, dovremmo continuare perché la battaglia è lunga, però dovremmo anche far emergere l'elemento che oggi l'anziano non lo si mette solamente in struttura, in RSA. Ci sono sicuramente altre condizioni come la domiciliarità per far sì di dare dignità. La battaglia culturale anche con i familiari, io penso che sia proprio quella di far vivere l'ospite nella migliore dei modi, perché ovviamente non è un vuoto a perdere, ma è sicuramente può essere un protagonista. Grazie dell'attenzione, però vorrei concludere con un altro appuntamento. Il 5 di aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, stiamo organizzando una grande manifestazione regionale a Venezia che riguarda la salute mentale. Noi vorremmo proprio lavorare sugli ultimi, sulle persone che oggi abbisognano di una maggiore attenzione e invece purtroppo la politica è in tutt'altre faccende affaccendate. Grazie. Credo che non basti un semplice battipiano e ringraziamento a Salvatore per tutto quello che ha fatto, perché dobbiamo ringraziarlo perché sta lottando molto. Io lo chiamo un guerriero civile, come siamo quasi tutti noi, insomma. Quindi grazie Salvatore, e quindi un battimano doppio credo che lo merita. Hanno richiesto la parola e la do volentieri a delle persone che sono esperti in materia, che hanno lottato e che è molto importante. Per prima di tutto la signora Alessandra Callegari, che è del Comitato Ospiti Familiari del Viva Contarini, che già ha accennato Salvatore sulla richiesta del Comitato, che hanno fatto un passo avanti. Io credo che noi dobbiamo fare
io ho sempre seguito la mia attività sociali e sanitarie, che chi fa le cose bene bisogna seguirle, non contraddirle, quindi bisogna essere onesti fino in fondo. Prego la signora Alessandra Callegari di venire qui e di fare la relazione. Grazie. Come vuole lei? Buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo principalmente voluto e ci hanno ascoltato, mi hanno ascoltata, avere una relazione proprio fondamentale con IPAV, con la direzione. Parlo non direttore della struttura, ma nato la direzione generale. E questo sta portando un bene, però si deve avere proprio questa diretto colloquio fisico. È vero che noi familiari del Contarini siamo un gruppo molto coeso e abbiamo cominciato praticamente un paio d'anni a fare un pressing, a fare controllo, per cui sempre lì a turni, a notificare tutte le difformità, tutte le problematiche e a portarle direttamente, neanche tanto alla direzione del luogo, ma proprio in IPA, direzione centrale. Allora, siamo arrivati anche a minacciarli fisicamente, proprio del tipo non paghiamo più, eccetera. Voi sapete anche questa cosa. Hanno provato poi anche altre strutture dell'IPA a fare questo, ci sono state delle persone che si sono autoridotte la retta, poche, però c'è stato anche questo. A un certo punto c'è stata un'importantissima riunione il 1° marzo dell'anno scorso al Contarini con la direzione tutta dell'IPA, per cui parlo del direttore generale Fonger e il presidente Polesel. C'erano tutte le figure istituzionali, per cui lì si sono resi conto che le cose erano tremende, dicendo noi non sapevamo, io lì mi sono arrabbiata a morire perché ho detto no. Le notifiche anche scritte, perché noi ci siamo organizzati come gruppo Contarini, abbiamo costruito una nostra mail dei familiari, e tutte le difformità, tutte le cose venivano segnalate sì a tu per tu con la direzione, ma venivano scritte. Ho mandato la mail a le varie persone di riferimento e poi noi abbiamo tenuto e costruito delle cartelle con proprio persona per persona. Tutte le segnalazioni. Le segnalazioni e le mail mandate alla direttrice, alla direzione generale, ma poi le tenevamo anche a noi, per cui per conoscenza anche a noi, e abbiamo fatto tutto questo lavoro e abbiamo praticamente anche costruito proprio personalmente proprio un ospite di nome e cognome con quello che succedeva. Tutto questo poi l'abbiamo mandato a Polesel e alla Fonger. Allora lì hanno cominciato a capire noi e abbiamo cominciato una serie di incontri sempre più stretti. Siamo stati anche convocati ai battuti con tutti i referenti delle varie strutture, sono 5, e lì abbiamo cominciato a dire poi, ad esempio c'era il discorso del personale che non è sufficiente. Noi purtroppo, allora, l'IPA ci risponde e noi dobbiamo stare agli standard. Gli standard sono decisi dalla regione. Allora, e vengono poi distribuiti dall'ASL, per cui poi regione, ASL, eccetera, eccetera.
Lì, allora, ok, dobbiamo arrangiarci con quelli che abbiamo, perché se la regione non cambia, è una legge antica del 1940 che non viene più rivista da quella volta. Cioè, ovviamente quella volta c'erano un tot di persone che avevano bisogno della RSA. Adesso la popolazione si sta invecchiando, lo sappiamo, a livello nazionale sempre di più, e la richiesta è sempre più alta. Per cui non viene rivisto il numero dello standard da quella volta. Allucinante. Queste cose le ho anche sapute, perché poi io a un certo punto devo premettere anche questo. Un anno e mezzo fa, quando ancora c'era, diciamo, la coda del Covid, con il discorso delle vaccinazioni, a un certo punto da noi è successo che i primi di dicembre è scoppiato, c'erano tutti ammalati e lì non avevano ancora vaccinati. Io lì mi arrabbiai, proprio una cosa tremenda, e ho chiamato direttamente la responsabile ASL delle RSA terraferma. Ci sono 2 persone, una per Venezia città storica e una persona responsabile in questo senso di terraferma. Io ovviamente chiamai questa signora De Caprio e dissi quello che stava succedendo. Premetto, queste persone sono quelle che una tantum fanno i controlli nell'RSA, mandano i controlli. Anche lì, sui controlli, io dissi e ho detto anche nelle riunioni di regione che dovrebbero essere fatti all'improvviso, non concordati. Sono concordati. Vabbè. Per cui con questa Di Caprio è venuto fuori praticamente la pagata, che poi lei chiamò, vabbè, insomma, poi sono arrivati i vaccini, anche lì, ma sa, se il dottore non ha fatto esattamente la lista, no, guardi, la lista è stata fatta, il numero di quanti servono, perché poi tu come familiare o la persona stessa deve firmare se è vero. Allora, quest'anno io ho cominciato fine settembre a rompere le palle, scusate, e dire no, entro ottobre, cioè quando è che si comincia? A ottobre, la campagna vaccinale, per cui tutto bene. Allora, con questa Di Caprio ci siamo ritrovati anche in ASL, quando siamo andati a quella riunione, che c'erano tutto il team, e c'era anche lei, per cui poi alla fine ci siamo anche conosciute fisicamente, e praticamente lei ci ha promesso, almeno per i contadini, di venire un po' di più a controllare. E qui parlo di ASL. Dopodiché però noi a casa nostra noi siamo pressanti molto, devo essere sincera, molto, e l'IPAV ci ha ascoltato. Adesso stanno cominciando a cambiare, rimane il fuoco del le metterò, stanno cominciando a cambiare le cose, per cui a ottobre abbiamo avuto delle importanti riunioni dove io ho portato la mia idea. La mia idea è che cambiare tutto quel sistema di parrocchiette, si coprono, le caposala coprivano, c'erano delle cose assurde, persone che si nascondevano, cioè nell'orario di lavoro vanno a fare pausa in 5, in 4, tutti assieme, lasciano le persone lì abbandonate. Noi abbiamo visto, notificato tutte queste cose, fotografato quando abbiamo potuto, perché poi sulle foto c'è il discorso della privacy, per cui noi le abbiamo archiviate da noi, però sulle cose scritte le abbiamo appunto date a IPAV, come vi dicevo prima. Alla fine il cambio radicale, allora, prendere del personale, cambiare il personale. Allora, il personale, quello importante che determina il lavoro, sono le caposala e i coordinatori. Lì, se loro non riescono a fare bene il loro lavoro e poi coordinare tutto il personale che sono gli OS, è ovvio che ci hanno ascoltato. Questa è una cosa di questa settimana,
hanno mandato via chi c'era prima e cambiato il personale, prendendo delle persone esterne a IPA. Anche qui mi hanno ascoltata. Non avere delle persone, cioè dare il ruolo alla persona che sta già lavorando lì dentro, perché di fatto si conoscono e poi se abbiamo questa cosa che si mettono d'accordo, che sai sono amico, si coprono tra di loro, noi questo l'abbiamo appurato da sempre. Per cui stiamo cominciando, adesso dovranno anche... ci siamo battuti, io ho fatto molta pressione sul fatto che da noi il sabato e la domenica non c'è nessuno. Infatti io sono una di quelle che vanno lì il sabato e la domenica soprattutto, proprio per controllo, perché non c'è una persona di riferimento. Loro ci dicono quando non c'è la caposala o il coordinatore, che sono le persone di riferimento, quando succede qualcosa c'è l'infermiere che prende il ruolo. No, perché quando hai bisogno ti dicono vabbè, parli domani con il dottore o chiami la caposala l'indomani, per cui il sabato e la domenica o negli orari in cui non ci sono le persone di riferimento sei dell'abbandono. No, per cui siamo arrivati, ho avuto questa, ci siamo arrivati, ce l'hanno concordato, di avere 2 coordinatori in più, per cui arriveremo a 4. Per coprire poi anche il sabato e la domenica. Proprio ieri ho sentito la direttrice del Contarini che sta lavorando sul fatto di far fare anche 2 pomeriggi alle caposala, per cui qui c'è poi il coordinamento degli orari in base al contratto, l'orario e distribuirlo, però un po' alla volta. Noi abbiamo presentato quella lettera che poi Salvatore aveva, ecco, questa noi l'abbiamo presentata prima dell'ultima riunione fatta il 4 del mese scorso e l'abbiamo per poi discutere punto per punto, però è stata fatta molto bene, molto tecnica, parlando di tutte le deformità e lì appunto con tutte poi le precedenti incontri, finalmente IPAV mi ha ascoltata e siamo arrivati ad avere quello che volevamo. Adesso è da mettere in atto, i coordinatori devono ancora arrivare, però ecco, alla fine di quella riunione mi chiamò Polesel dicendomi, sì, ho detto ok, però adesso aspetta che dobbiamo vedere. Prima dammi le cose e poi vediamo. Questo è. Noi siamo così, siamo molto pressanti, è vero, facciamo il controllo. Ieri alla direttrice ho detto, io vorrei non più fare il controllo, io vorrei venire qui serena a trovare mia mamma e mio papà e anche le altre persone, senza dover fare il cane da guardia, senza dover sempre, ecco, anche perché in base a quello che pago, e c'è sempre quel discorso. Questo è, per cui vediamo, adesso siamo arrivati a un inizio, Quindi vale la pena di muoversi? Vale la pena di muoversi, io poi con loro e con il signor Polesel nello specifico in quella telefonata ho detto guardi che io non è che sto lavorando solo per i Contarini, ma mi sto muovendo anche in cose più grandi e alla fine, mi scusi se glielo dico, ma sto lavorando anche per voi, perché in regione e all'ASL, forse oltre a noi, persone che hanno il problema diretto, dovreste esserci anche voi, perché alla fine quando voi mi venite a dire ma noi non abbiamo possibilità di fare quello che vogliamo perché dobbiamo stare agli standard. Ok, allora, siccome sei tu IPAV che mi dici che lo standard non va bene, andiamo noi come parenti e persone semplici a fare questione alla regione, forse la prima persona prima di me dovresti essere tu. Non so se mi sono spiegato, giusto? Perfetto, direi che... Grazie. Scusate, adesso ha chiesto la parola e la diamo volentieri, così sentiamo
come si operava anche un tempo ad Aldo Mingati, che è stato presidente della struttura antica, una volta si chiamava Scuola dei Battuti, anche adesso la chiamano così, anche se fa parte del microfono. Ah sì, scusate, do la parola ad Aldo Mingati, che lo conosco da molti anni poi, che lavorava anche a Dulce quando era Dulce, ed è stato presidente della struttura antica Scuola dei Battuti, che fa parte del Viva. Io volevo solamente un attimo, anche per interrompere un po', perché in definitiva è un grande peccato che fanno i nostri manager pubblici, quello che diceva la signora. Non sapevamo, non capiscono che certe volte noi lavoriamo per loro. Sono due grandi peccati che hanno i manager pubblici. E posso dire, nei miei 50 anni che ho fatto anche il manager pubblico e privato, la prima cosa che facevo il giro di tutti quanti gli uffici e andavo a vedere uffici e settori sanitari, andavo a vedere ogni mattina come si comportava, non come si comportava, come si lavorava. E io credo che è molto importante. Perché fanno questo? Perché non amano il loro lavoro e pensano solo lavorare. Non amano il loro lavoro e soprattutto interessa solo i soldi o i schei, anzi molte volte oltre agli schei compenso hanno anche la pensione, come succede in molte parti della sanità. Grazie, prego Aldo. Grazie per questa iniziativa e la mia sarà un intervento brevissimo, nel senso che io sono stato per diversi anni presidente dell'antica Scuola dei Battuti, ma ho finito la mia attività presso i Battuti nel 2016. È passato molto tempo e molte cose sono state cambiate. Vedo però che quel 75% era presente allora relativamente alle impegnative di residenzialità. La copertura della regione era pari al 75% della effettiva domanda e il 75% è ancora adesso, nonostante che la regione abbia alcuni anni fa aggiunto, mi sembra, un paio di migliaia di impegnative e si proponga ulteriore aumento. Il fatto è che aumenta la popolazione anziana e aumenta l'indice anche di chi col tempo diventa non autosufficiente. E quindi è un problema che andrebbe analizzato in profondità dai tecnici, non tanto da chi ha fatto un'esperienza amministrativa, ma come l'ho fatta io, ma dai tecnici, perché questo è un problema importante che dovrebbe trovare maggiore impegno di investimento proprio da parte della Regione sulle strutture, ma soprattutto sulle modalità di favorire un invecchiamento il più possibile attivo, cioè attivare una prevenzione al decadimento cognitivo e al decadimento fisico delle persone, per quanto possibile. In Italia non si fa molto di questa attività, non se ne fa molta. L'attività di prevenzione è ridotta un po' in tutti i campi e sulla terza e quarta età ancora di più. E quindi questo è un impegno che la Regione Veneto, che dice di essere la prima regione in campo socioassistenziale sanitario del nostro paese, dovrebbe accollarsi. Fa specie il pronunciamento del presidente Zaia quando è scoppiato il Covid. Covid è entrato nelle residenze sanitarie in maniera esplosiva e ha fatto quel che ha fatto tra ospiti e anche operatori. Interpellato a livello istituzionale sul fatto che nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti la Regione avrebbe dovuto comunque intervenire più concretamente in termini di salvaguardia eccetera, la risposta è stata: ma non dipendono da noi le unità, cioè non dipende dal servizio sanitario della regione
non dipendono le IPAB o le strutture private non autosufficienti, cosa che poi è stata chiaramente smentita, un autogol terribile. Ecco, per cui dico, questo 75% diventa un problema che pone poi altri problemi, nel senso che sappiamo benissimo che c'è un'impegnativa di residenzialità per la parte sanitaria, e poi c'è la parte alberghiera, su cui chi non è in grado, i familiari, di far fronte, ed è circa tanto quanto corrispondente economicamente alla parte sanitaria, rischia di non avere la possibilità di entrare. Cioè, da una parte chi non ha sufficiente capacità economica, molto spesso deve rinunciare ad entrare, talvolta, cioè non sempre, l'intervento del comune a supporto è sufficiente. Questo porta a ragionare su anche una discriminazione di diritto sulla base del censo, che va attentamente analizzato anche dal punto di vista politico. Io l'ho denunciato più volte, ancora quando ero presidente, ma mi pare che insomma non tanto sia stato fatto. La cosa importante che ho sentito qui è il riattivarsi come chi mi ha preceduto, diciamo così, delle rappresentanze dei familiari, degli ospiti. È una cosa importante, giustamente Salvatore prima ha indicato che è dal 2001 che c'è la norma regionale che prevede nelle strutture residenziali per non autosufficienti la possibilità, il diritto da parte degli ospiti di essere rappresentati dai propri familiari attraverso appositi comitati. Io ho sempre visto un andamento altalenante, e dipende certamente dalla disponibilità delle persone, no? Le persone passano, nel momento in cui hanno l'ospite, cioè hanno il parente ospite nelle strutture, c'è un minimo di impegno, poi queste persone chiaramente, mancando il proprio familiare, passano ad altre attività, ad altri interessi, e quindi c'è un turnover piuttosto frequente, e questo rischia di non dare la stabilità a una linea di indirizzo che il comitato ospiti si dà. E quindi bisognerebbe che ci fosse appunto l'allargamento di questa cultura partecipativa, in maniera da dare una continuità senza scossoni, con vuoti talvolta, no? Ho potuto verificare di persona, con voti di rappresentanza. Ed è importante, perché abbiamo sentito appunto l'intervento che mi ha preceduto, quanto la presenza possa effettivamente modificare, condizionare, no, l'andamento e creare le basi per un miglioramento dell'attività sia assistenziale sia di tipo alberghiero, per esempio, e così via. Quindi benissimo che ci sia questa presenza, che vada incentivata e che vada creata in ogni residenza per anziani. Per quanto riguarda poi l'IPAB, mi fa piacere che finalmente si sia arrivati dopo molti anni alla fusione tra le IPAB, strutture pubbliche, ripeto, del Comune di Venezia, tra Mestre e Venezia, tra quindi l'ex IRE e l'ex antica scuola di Battuti. Questo può portare certamente a anche economie di scala per quanto riguarda la gestione,
ma può certamente portare al miglioramento soprattutto della qualità dell'assistenza se vengono adottati criteri idonei e sufficienti. I limiti spesso sono dati dalla, più che qualità, anche dalla quantità del personale. Il personale nell'ambito di queste strutture residenziali è un personale che raramente lo si trova permanente, è molto mobile perché indubbiamente, non avendo il contratto della sanità, spesso e volentieri alla possibilità, prendono l'occasione di un concorso e vanno a lavorare presso le unità sanitarie locali. Questo riguarda sia il personale di assistenza che gli infermieri professionali, che spesso sempre fungono da caposala, sostanzialmente, da responsabili di reparto e quant'altro. Ecco, questo è un altro problema, questo del personale, molto, molto importante, su cui spesso si è detto che questo personale dovrebbe avere sostanzialmente, è un personale che opera prevalentemente in campo sanitario, e quindi dovrebbe avere il contratto della sanità. È una cosa però di cui si parla da tempo, ma che stenta a marciare con una certa velocità. Io mi fermo qua. Ringrazio per questa occasione e sono a disposizione certamente per qualche altro contributo che potessi casomai dare nel proseguio di questa iniziativa, che certamente è importantissima. Grazie. Ecco, ringrazio Aldo e credo che bisogna, visto che viene da un presidente e sarà presidente, un invito a tutti noi, voi, a tutti, di essere portavoce dei diritti, più che interessi, dei diritti dei malati, quindi cercare di far parte dei comitati dei familiari delle varie strutture, quindi è un invito che dobbiamo attuarlo. Adesso do la parola, che mi ha chiesto la parola il signor Michele De Colle, che è delegato politiche sociosanitarie della Municipalità di Venezia e Isole, perché è importante il ruolo della municipalità e del comune, cosa possono fare per noi, perché il problema, noi abbiamo fatto la petizione proprio al comune, perché il comune, noi ci dimentichiamo, io mi ricordo sempre, visto che ho gestito la URSS di Venezia, che il responsabile sanitario del comune, il responsabile sanitario del territorio non è il direttore generale o amministratore straordinario come ero io della URSS, ma è il sindaco. Il sindaco del comune, in base alla legge del 39, è il responsabile sanitario. Noi ci dimentichiamo di questo. Quindi molte volte dobbiamo dire che il sindaco si deve muovere. Prego l'amico Michele, che anche lo ringrazio perché molte volte ci dà anche una mano per le varie attuazioni e dibattiti che facciamo in Comune di Venezia. Grazie. Grazie a voi. Allora, ha fatto bene Salvatore a sottolineare una cosa, che si apre anche su questo argomento una stagione nuova in cui bisogna riflettere su quello che... Allora, personalmente la mia esperienza come consigliere di municipalità su questo campo è deficitaria, nel senso che ricordo anche per esperienza personale, all'interno delle municipalità c'era l'ufficio delle assistenti sociali, che in qualche maniera ti agevolavano sia come rappresentante politico che come cittadino, perché tu ti rivolgevi a loro e in qualche maniera, di fronte alla necessità di avere dei familiari da dover collocare in strutture come queste, avevi in qualche maniera un confronto. Però quello che volevo riprendere, giustamente come dice Salvatore, dobbiamo aprire una stagione nuova, è capire. Ci continuiamo a raccontare che questo comune veniva sempre in qualche maniera preso a modello, soprattutto da altri comuni del territorio nazionale, perché per i suoi servizi sociali.
che aveva e che quindi oggi non ci sono più come tali erano. E quindi la riflessione che volevo fare è questo: prima della scelta da parte delle famiglie, no, di mettere in lista d'attesa il familiare per entrare in una struttura di questo tipo, quali erano le azioni che questo comune poteva fare per ritardare l'ingresso, per agevolare la persona a rimanere nella propria abitazione? Quali erano? Il fatto di avere innanzitutto delle assistenti sociali dislocate in tutto il territorio su cui confrontarci. Ad esempio mi ricordo esperienze come le Muneghette, in cui persone anziane ma autosufficienti, su base volontaria chiaramente, non su forzature, venivano alloggiate all'interno di una struttura dove potevano stare assieme a loro pari gradi, cioè ad altre persone anziane, condividendo chiaramente il momento del pranzo, il momento della cena, ed avendo anche in vari giorni della settimana un'assistenza dovuta da un infermiere piuttosto che a un medico. Quindi la chiede, perché non può essere solo ed esclusivamente che ci sia un allungo chiaramente dell'età della vita e quindi abbiamo 10.000 richieste di ingresso, no, nella sola regione Veneto, di persone che aspettano per entrare in queste strutture. Io mi chiedo, ma quali altri servizi avevamo prima per ritardare l'ingresso delle persone all'interno di queste strutture? Cioè, non è perché una persona è sola, non ha più nessuno, chiaro, è destinata ad entrare. Ci sono delle soluzioni prima che ritardino. Ecco, io ne ho elencate qualcuno, bisognerebbe capire quali erano veramente altri servizi a domicilio o potenzialmente che magari sono stati in qualche maniera tolti, annientati. Ecco, quindi se queste possibilità di inserire in questa nuova stagione anche quelle esperienze che prima magari ritardavano la possibilità di entrare così come ci sono questo alto numero di richieste, io credo che sia possibile fare un'analisi di questo tipo. Va bene, grazie. Ringrazio, ecco, perché ha preso Michele, ha detto una cosa importante, cioè importante, bisogna finalmente, noi stiamo lottando con Salvatore per le case di comunità, per i servizi territoriali, perché se noi non facciamo servizi territoriali succede che le persone o vanno tutti in ospedale perché non hanno i servizi territoriali e quindi i codici bianchi aumentano, già abbiamo il 52%, oppure le persone vanno in ospedale, vanno in casa di riposo in RSA, quindi in definitiva le strutture residenziali fatte bene nel territorio, non in ospedale come sta facendo la Rossi, fare una struttura territoriale dentro il civile è un guaio grandissimo. Se verrà un altro Covid, succederà come succede a Bergamo, verranno qui non possono venire, ma verranno le barche militari a portarci al cimitero. Scusate la parola, ma bisogna dire questo. È pazzesco fare un servizio territoriale dentro l'ospedale, è pazzesco e non lo capiscono. Io darei la parola che l'ha chiesta e la ringrazio, finalmente anche un'altra signora, io le chiamo signore non donne, ecco, la signora Francesca Corso, che è rappresentante della vetrina del volontariato di Venezia, che tanti anni che segue il volontariato e soprattutto, essendo oggi anche la sua festa, oltre delle altre signore, la ringraziamo. Grazie Francesca. Grazie. Anche per quello che fai ogni giorno. No, dove sei tu? Sì. Grazie. Vabbè, visto che è la nostra festa, la giornata internazionale più che festa, dobbiamo fare una riflessione su che cosa la storia ha consegnato a noi donne. Nel Vecchio Testamento c'è un riferimento molto chiaro dove qualcuno ha detto, nel momento della creazione dell'universo, che tu donna partorirai con gran dolore e tu uomo lavorerai con gran sudore. Il risultato è che noi partoriamo ancora con gran dolore, ma anche lavoriamo e sudiamo
con gran sudore. Quindi noi abbiamo questo duplice mandato da dover assolvere. Qui siamo di fronte ad una situazione, come si è capito, sgangherata, dove non si capiscono i confini, dove ci si deve fermare per ripensare e che cosa si deve fare per andare avanti. Mi pare che il protagonismo delle donne in questa fase, all'interno delle case di riposo, vabbè, insomma, all'interno delle case di cura, all'interno del riposo, come se quando si è anziani siamo obbligati a riposo, cioè c'è tanto tempo per riposare, per cui proprio dirci che noi dobbiamo andare in casa di riposo, insomma, non è proprio così carino. E allora ecco che il coraggio e la capacità delle donne di organizzarsi anche all'interno di queste strutture, dove c'è una forte molla dell'indignazione per quello che sta avvenendo, testimone ne è stato l'intervento che ha fatto chi mi ha preceduta, e che questi comitati hanno il privilegio e il coraggio di mettere di fronte alle responsabilità coloro che continuano a dire ma io non sapevo, oppure io non c'ero, ma quando c'ero nessuno me l'ha detto, e adesso bisogna sempre ricominciare da capo. Come viene imposta una sorta di impotenza da parte degli enti pubblici, vedi Regione nella fattispecie, dove addirittura c'è la sacralità delle tabelle nel rapporto utenza e personale infermieristico e assistenziale. Siamo di fronte ad una demenza di carattere culturale che meriterebbe a loro andare a riposare e lasciare spazio agli altri chi ha voglia di fare. Ecco che se si ha la capacità, così come veniva proposto all'inizio di questa riunione e dell'organizzazione rappresentata dall'SOS, di riuscire a creare una regia che sia capace di rimuovere le cause che determinano queste situazioni. Perché è sicuramente una questione preminente di diritto al benessere, ma abbiamo dei diritti negati che continuano a perpetrarsi. Cioè non è possibile pensare che una situazione di questo tipo, quali sono i confini? Ecco, allora io penso che tutte le situazioni organizzative di lotta che sono state costruite e il tipo di lavoro che anche l'associazionismo del volontariato sta facendo, abbiamo raccolto una serie di sofferenze nel lavoro di raccolta delle firme, nel lavoro dello sportello d'ascolto che noi abbiamo come struttura del volontariato, che non è più pensabile stare zitti di fronte a cose di questo genere. E secondo me, in una fase come questa, la migliore espressione organizzativa che è stata fatta in questi ultimi anni è stata proprio quella della salvaguardia della salute pubblica. Cioè si è avuta la capacità di interloquire, raccogliere le firme, adesso entro il 15 dovranno dare delle risposte, vabbè, vediamo, aspettiamo. Però insomma c'è tutta una situazione da ricostruire, perché guardate anche sulla questione del personale che veniva detto prima, che è la questione delle strutture segreganti, perché non è solo il problema delle case di riposo, ma pensate a chi lavora all'interno delle carceri. Ma pensate che lavorino bene se sono disconosciuta la propria professionalità o sottovalutata, se non c'è un adeguamento salariale giusto, se non c'è un ripensamento sugli orari dell'organizzazione del lavoro
E qui entrano anche la capacità istituzionale del sindacalismo, che deve avere una capacità contrattuale nei confronti delle controparti di rivendicarle queste cose. E allora sì che i lavoratori rispondono alla mobilitazione, perché tu stai rappresentando non solo i miei interessi, ma gli interessi collettivi, perché mia madre non finisca in quella bolgia e perché io stessa non ci voglio finire. E se i miei figli non capiscono questo, il mio percorso è già scritto. Ecco, allora serve anche un capovolgimento di tipo culturale. E non è facile da costruire, perché chi ci sta governando sta pensando ad altro. I diritti costituzionali sono calpestati, l'Europa e il mondo sta andando non so bene dove, ce lo ricordava Salvatore all'inizio, però l'importante è che ci siano anche uomini, ma soprattutto donne, perché lo stanno dimostrando con il proprio impegno, con la propria operatività, che costituiscono comitati, che costituiscono cultura, che seminano un futuro migliore per la nostra società e per il mondo. Grazie. Io ringrazio la Francesca perché ha esaltato la cultura, cioè a un certo punto dobbiamo cercare di fare cultura in tutti i settori, perché capiscono l'importanza della vita che va vissuta interamente per sempre. Abbiamo tempo, perché se qualcuno deve fare qualche domanda, venga il tuo nome e cognome, così. Allora, sono Giancarlo Cecchinato e attualmente rappresento una RSA. Allora, familiare, sì, familiare. Allora, ci rendiamo conto che attualmente le RSA sono un po' un posto dove un posto dove praticamente di accompagnare praticamente le persone nell'ultimo tratto della loro vita. Io in questo caso rappresento sia questo, ma anche un punto fondamentale dove lo vivo personalmente, che è sappiamo che nelle RSA sono inseriti anche persone disabili, quindi che hanno una permanenza molte volte di 40-50 anni all'interno, quindi risiedono per moltissimo tempo. Ecco perché probabilmente noi ci siamo più proposti a fare questo intervento come comitato. Allora, io personalmente nella visione della sanità generale vedo come questi posti, soprattutto nell'ultima votazione che abbiamo avuto per costituire questo comitato, una collaborazione del 5% delle persone che sono interessate a questo tema, quindi è non è molto sentito. Quindi l'accompagnamento a questo fine vita, perché questo è, bisogna dirlo, ormai questo è il fine vita, non è rappresentato soprattutto in queste strutture. Queste strutture, anche se comunque lavorano in maniera industriale, lavorano in maniera molto non collaborativa, ma soprattutto io lo vedo dalla parte della società. Questi sono posti, le residenze per anziani, sono posti che sono considerati come ormai l'ultima parte, una parola forte, come dei rifiuti. Questo è praticamente l'ultima parte della nostra società. Se guardiamo la tematica della sanità, dei rifiuti, dell'ambiente, possiamo fare delle considerazioni parallele, cioè questa è l'ultima parte dove non viene assolutamente considerata nulla e non viene portato nessun interesse. Faccio dei piccoli esempi, cioè quando una persona è ricoverata all'interno delle RSA viene
inibito alla riabilitazione, non c'è nessuna concertazione alla riabilitazione, ogni persona va all'interno e viene praticamente cercata di essere gestita in maniera industriale, viene messa contro probabilmente la sua volontà a letto, viene costretta per motivi di sicurezza, naturalmente tutti ci dicono che è la sicurezza, ma parlando tra i parenti e parlando con la direzione non c'è mai stato un documento di un qualcosa che poteva in questo tema essere collaborativo con le famiglie, assolutamente. Quindi la maniera industriale fa sì che queste strutture abbiano un costo eccessivo. Non si punta sull'autonomia dell'anziano, ma non si punta sulla riabilitazione e non si punta quindi su una vita più dignitosa, primo, e su un costo inferiore dell'ospite. Questo lo possiamo dire. Diciamo che la gestione per esempio del Covid, a mio avviso, in tutto questo marasma è stata una gestione dal mio punto di vista e soprattutto per lo scopo che hanno queste residenze, che secondo mio avviso ormai sono residenze che accompagnano la persona all'ultimo stadio della propria vita. Praticamente negare l'accesso alle strutture ai parenti e negarle con determinate tempistiche eccetera è stata sicuramente un obbrobrio proprio da carattere, non so come definirlo, però è stato tollerato, e questo mi preoccupa moltissimo, che sia stato tollerato e soprattutto dalle persone, sia stato tollerato dall'ente pubblico, sia stato tollerato da tutti. Questo non dovrà mai succedere, perché è l'ultimo momento della nostra vita, parlo di nostra perché penso per tutti sarà così, che non deve essere negato assolutamente a nessuno l'opportunità di andare a trovare il proprio caro, anche se sono situazioni particolarmente difficili. Questo ci è stato negato e questo non dovrà mai succedere. Sappiamo benissimo che comunque la questione importante è quello che si parlava di prima, insomma, fare un comitato unitario per la discussione è importante, soprattutto per determinati temi di determinato livello. Sappiamo che dopo il particolare è sicuramente decisivo, però essere a conoscenza che queste strutture devono dare il maggior servizio con la maggior libertà sia di orari e sia di espressione, e devono essere dei contenitori che possono dare informazioni, perché la mia idea di come proporre come comitato è che queste strutture diano lo spazio per l'informazione, per lo spazio per dei temi che sono praticamente molte volte non considerati, che possano essere dal fine vita, che possono essere dal rapporto con il personale, cioè questi devono essere posti aperti a tutti, soprattutto a delle tematiche informative, perché i comitati, questo è il compito essenziale di tutti quanti i comitati. Quindi ben vengano le proposte, ben vengano questi comitati e ben venga la discussione. Non saprei cos'altro dire perché effettivamente il tema è talmente vasto, ecco, mi fermo solamente a questo. Ecco, ringrazio. Di che struttura sei? Scusa. Ah, benissimo, così sappiamo di che struttura. Se c'è qualcun altro che vuole prendere la parola, se liberamente esprimere il pensiero, anche fare domande ai relatori, prego. Prego, se puoi dire per tutti, io ti conosco, ma per gli altri... Allora, mi chiamo Paolo Pellegrini, saluto tutti quanti, volevo fare un piccolissimo intervento. Io ho la suocera da 1 anno e mezzo che è in RSA, nella struttura del Lido.
Ovviamente in questo anno e mezzo ho capito che i problemi della struttura di mia suocera sono comuni a tutte le altre strutture. Vedo qui anche delle amiche che hanno comunque dei parenti nello stesso istituto o in quello vicino, no? Sempre al Lido, agli Alberoni. Ecco, quello che ho capito io è che appunto i problemi sono comuni e quindi per cercare di risolverli bisogna creare rete. Mi è piaciuto molto l'intervento della signora del Contarini, che mi ha dato coraggio, perché non siamo in tanti, però ho visto che i successi della signora, che ha elencato la signora, sono davvero importanti e incoraggianti, insomma, perché i momenti di avvilimento ci sono, perché siamo in pochi. Ovviamente anch'io mi domando, ma com'è che c'è così poca gente che si interessa? Perché le cose che non vanno bene si vedono, insomma. L'esperienza che ho io è che appunto c'è anche chi non vuole interessarsi, ci sono anche persone che non vogliono, io purtroppo ce ne sono. Ma sì, come diceva, Che non vogliono vedere che gli va tutto bene, sono pochi, però ci sono anche questi. sì, è vero questo. Ad esempio nel comitato, anche nel nostro comitato, c'è chi dice va tutto bene, invece no, non va tutto bene. È difficile anche scontrarsi all'interno dello stesso comitato. Assolutamente. E quindi io direi che le cose da fare adesso sono creare una rete più fitta possibile tra i comitati, ma non solo i comitati, anche i parenti di tutte le strutture. Nel veneziano. E poi l'altra cosa è quello dei controlli, cioè noi abbiamo cercato nella nostra struttura di parlare con la direttrice, di parlare anche con più in alto, ma le risposte ci sono state no. E quindi io credo che i controlli siano importanti. Bisogna insistere sui controlli anche sul discorso dei comitati, perché ad esempio nel mio caso abbiamo dei rappresentanti, un rappresentante era la moglie di un paziente che è mancato, che è venuto a mancare e non è stato sostituito. Allora com'è possibile che non si possa... Cioè, se i rappresentanti sono 5, uno va via perché muore il marito, però quello non si può sostituire, quindi anche rivedere, come diceva anche Salvatore, la legge regionale, se si può cambiarlo, insomma, no, il la legge meglio. regionale già c'è, è che la vostra direzione o il direttivo, l'azienda doveva rifare l'elezione. Ovviamente abbiamo fatto presente questo alla direzione, ma la palla è tornata indietro. La palla è tornata indietro senza dare una risposta, insomma. Che aveva, oppure dovrebbe subentrare la persona che aveva quei 4-5 voti in meno di chi aveva preso la prima. Questo deve essere previsto regolarlo così regolamento, dica. Esatto. Sì, però il Contarini è una struttura pubblica. Sì. Noi sì. La struttura Sì. di cui parla Paolo Sì, purtroppo è privata. Forse Salvatore lì non è applicabile. E vero? ti dirò, Alessandra, ti dirò di più, ci sono anche le minacce. Ah beh. Guardate, una delle cose che noi sicuramente nell'incontro, no, non volevo intervenire, però dà fastidio che siccome c'è una graduatoria, una lista d'attesa ampia, il dirigente della struttura dica lì è la porta, o prendi questa minestra o te ne vai. È una delle cose, l'IPAV è un attimo diverso, dobbiamo affrontare, scusami Paolo, ma ci tenevo a dire. Quindi anche i controlli ravvicinati, ovviamente, nel senso che sono venuti 2 consiglieri regionali, ci vediamo fra 6 mesi, ma 6 mesi sono un tempo, per me almeno, sono un tempo biblico, quindi controlli più ravvicinati secondo me, e anche che si sappia chi è andato a controllare, cosa ha trovato. Invece anche le ispezioni che fa l'ULS non si sa niente, hanno trovato bene, hanno trovato male. E quindi diciamo che le linee da seguire secondo me per i prossimi mesi sono queste: una fitta rete, cercare anche di coinvolgere più familiari, che è molto difficile perché come diceva uno dei signori che mi ha preceduto, dell'RSA ti interessi solo quando hai il parente dentro.
se non hai il parente dentro ovviamente non ti interessa niente dell'RSA, e quindi anche magari pensare attraverso anche lo scambio di idee, cioè cercare un modo per coinvolgere più persone possibili, anche extra RSA, ma sarebbe importante anche cominciare con i parenti di quelli che sono all'interno dell'RSA. Grazie tante. Prego, signora, se vuol... Volevo dire una cosa, che quando è stata fatta la raccolta firme, io l'ho fatta per Mestre, eravamo in piazza Ferretto, ci si sono avvicinate, Salvatore, tantissime persone che non potevano firmare non essendo residenti nel Comune di Venezia, ma c'era così che hanno detto ma noi vogliamo firmare. Ho detto guardate, purtroppo per questa volta resta così. No, perché lo statuto del comune, esatto, che perché obbliga... viene presentato spiegato, perché poi quando venivano a firmare ovviamente bisognava spiegare anche cosa firmava, ma un sacco di persone che volevano assolutamente farlo e non si poteva. Volevo solo dire questo tanto per far capire quanto è l'interesse, e anche le persone sanno un po', come diceva Tommaso, i giornali, la TV, però ci sono tante persone interessate e di tutte le età, c'erano anche persone giovani. Questo volevo dirlo perché per me era importante, scusate. Però, ringrazio la signora, però volevo dire questo, sono interessati, però bisogna continuare a seminare, perché il problema ci troviamo in difficoltà non solo nell'RSA ma nella sanità, specialmente io Salvatore, che qui anche gli altri da Venezia, che troviamo a un certo punto che si lava le mani, invece non si possono lavare le mani, bisogna a un certo punto essere presenti e combattere, perché solamente combattendo, come stiamo facendo tutti noi insieme, si ottiene qualche cosa, perché il pubblico, è brutto dirlo, il Covid, dalla mia esperienza, si diceva che cambiava qualche cosa, ma ha cambiato solo in peggio tutto, ha cambiato in peggio tutto, cioè la prima volta, prima anche il problema della comunicazione, prima si diceva che il 50% era vero e il 50% era falso, adesso il 90% è falso, non sappiamo più cosa fare. Se c'è qualcun altro che vuol parlare... Se non ci vediamo in terza commissione. Se adesso ci vediamo, però voglio dire questo, per correttezza, siccome a me piace essere corretti, io ho riletto il regolamento, come sempre è scritto un po' male, il regolamento dice che entro 30 giorni dalla presentazione della petizione al Presidente del Consiglio. Quindi il Presidente del Consiglio non l'ha ricevuta il giorno 12 febbraio che noi abbiamo fatta, ancora non l'ha ricevuta. Ieri ho telefonato, anzi sono andato appositamente al Comune, visto che ero consigliere comunale e mi conoscono ancora, me ne ha detto che ancora non è ricevuta, cioè ancora la burocrazia sta controllando le 1700 firme. Questo è il problema. Quindi in definitiva, dal punto di vista loro, dal momento che riceve, questa è l'interpretazione loro, è brutto dirlo, ma faremo un presidio, faremo anche un presidio. Io sa che film le stai consegnando, quindi è solo uno scaricabarile. Esatto, ma il problema, voi sapete che molte volte, come dicevo, quando troviamo un'amministrazione dei dipendenti che non amano il lavoro e non interessa niente del bene comune. Non è questione di dipendenti, è questione politica. Il presidente del consiglio comunale era Damiano, giusto? E non ne frega assolutamente niente di questa storia qua, perché non sa cosa dirte. Questa è la realtà di fatto. Io vi ringrazio a tutti, sapete che noi a un certo punto continuiamo ad essere guerrieri civili, però vi invito a parlare anche con le altre persone, di dire che si danno anche loro da fare, perché se non combattiamo non otterremo niente. Grazie a tutti.